Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sul Napoli. Forza Napoli sempre! Il mercato è ufficialmente entrato nel vivo e il collegamento tra Roma e Napoli si sta improvvisamente intensificando attorno a un nome ben preciso, Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio è diventato un obiettivo prioritario per rinforzare la difesa azzurra sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, e le prossime ore si stanno rivelando cruciali. La vera svolta nella vicenda è avvenuta nei giorni scorsi. Mario Gila ha sbloccato la situazione e ha chiesto ufficialmente alla Lazio di essere ceduto. Una dichiarazione chiara che accorcia i tempi e mette la palla nelle mani della dirigenza romana. La prossima settimana sarà un vero punto di svolta. Manna e lo staff del giocatore intendono raggiungere un accordo economico che soddisfi le richieste della Lazio, evitando che la trattativa si trasformi nell'ennesima estenuante disputa estiva a cui il club biancoceleste è purtroppo abituato. Un altro tassello chiave del puzzle rivelato da Pedulla riguarda la posizione dell'allenatore della Juventus. Gattuso non si opporrà al trasferimento, smentendo le voci di un suo presunto veto e, di fatto, aprendosi alla cessione del giocatore classe 2000 in cambio di elementi che si adattino al suo schema tattico. Nonostante i timidi precedenti contatti con il Milan e l'occhio attento di alcuni club di Premier League, la strada di Gila lo porta direttamente a Castel Volturno. Ha un legame perfetto con il Napoli, grazie al fatto che lo spagnolo è la prima scelta di Massimiliano Allegri per ricostruire la difesa azzurra. Metti un like al video per essere avvisato dai prossimi video del canale. Continua. Il futuro di Carlos Augusto all'Inter resta incerto. Dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto nella stagione 2025-26, l'esterno brasiliano attende notizie sul rinnovo del contratto e sull'adeguamento salariale. Ad oggi, tuttavia, non si sono registrate mosse concrete da parte del club nerazzurro. Carlos Augusto ha sempre espresso il desiderio di rimanere al Milan, anche grazie all'ottimo rapporto con Christian Chivu. Tuttavia, la forte concorrenza di Federico Di Marco e Alessandro Bastoni sta limitando le sue possibilità di essere titolare fisso, alimentando inevitabilmente le speculazioni sul suo futuro. Sebbene un trasferimento sembri improbabile al momento, il suo profilo continua ad attirare l'attenzione di diversi club italiani. Tra questi, il Napoli, che, secondo le informazioni raccolte da areanapoli.it nelle ultime settimane, lo considera un'opzione particolarmente interessante per rinforzare la fascia sinistra. La sua versatilità è uno dei suoi punti di forza. Carlos Augusto può giocare come terzino in una difesa a 4, come esterno d'attacco o persino come attaccante mancino in una difesa a 3. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l'Inter continuerà a seguirlo o se si apriranno altri scenari di mercato. Secondo te, tifoso del Napoli, è un buon acquisto per la nostra squadra? Voglio sapere la tua opinione qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!